Chiediamo qualcosa a Alessandro. In studio con Flavia che adesso ci spiega un attimino l'attrezzatura del tiro a segno e cosa abbiamo qui di fronte a noi. Allora, qui di fronte a noi abbiamo una pistola ad aria compressa e una carabina ad aria compressa. Ci sono diverse discipline nel tiro, abbiamo diversi tipi di armi, di attrezzi sportivi, perché c'è il tiro a 10 metri, come l'aria compressa, c'è il tiro a 25, a 50 metri e anche a 300 metri. Quello che vedete sono armi, cioè attrezzi sportivi che si utilizzano nel tiro olimpico a 10 metri. Abbiamo la pistola, abbiamo la carabina. E nella pistola l'attrezzatura è estremamente semplice, basta avere un paio di scarpe da tiro. Tipo quelle che abbiamo qui? No, diverso. Praticamente nel tiro di pistola non è permesso la caviglia alta, come lo è permesso per la carabina. Questo perché ti dà stabilità? Sì, perché vi ricordo come nel tiro con l'arco sono due sport dove bisogna avere una postura che ti permette un ottimo equilibrio e quindi noi siamo fermi e la nostra posizione deve rispondere ai principi della fisica statica. Quindi c'è una grande preparazione anche fisica. C'è una grande preparazione tecnica, dove si lavora molto sulla postura, quindi quando siamo ben piazzati, abbiamo una postura corretta che ci rende stabile anche nel tirare. Vedete vicino alla pistola ci sono i pallini, questi praticamente hanno un calibro di 4,5 mm e sono utilizzati anche dalla carabina. Vedete i bersagli, quelli più piccoli sono i bersagli a 10 metri della carabina, quelli più grandi della pistola. Perché più piccoli quelli di carabina? Perché nella posizione di carabina noi abbiamo la possibilità di appoggiare con il gomito sull'anca, noi abbiamo un punto d'appoggio praticamente con l'arma lunga, mentre con la pistola non c'è alcun punto d'appoggio, quindi il tiro diventa meno stabile. Come vedete il 10, che è il massimo punteggio dallo 0 a 10 nella pistola, ha un diametro di 12 mm, sbaglio? 8 mm, mentre nell'aria compressa è mezzo millimetro. Comunque devo dire che la tangenza dà già il punto superiore, non come il Luna Park che invece ti dà quello. Nell'arco com'è, ragazzi? È sostanzialmente simile. È simile. Cioè se io sono tra la linea 9 e il 10 vale 10. La linea vale 10. La tangenza vuol dire che 10. Si entra un pochino nella... È ancora ottico comunque, nel senso, cioè si vede ancora il foro, ne parlavamo anche di un'evoluzione tecnologica in cui c'è anche l'aspetto elettronico. Sì, però questi sono bersagli cartacei, poi noi tiriamo anche sui bersagli elettronici, che il poligono di Padova è fornito sia ai 10 che ai 50 metri. E per quanto riguarda l'attrezzatura della carabina è molto più complessa, iniziamo da una giacca, un pantalone, le scarpe e il guanto, quello che vedete adesso. Praticamente sono indumenti che favoriscono la stabilità nella postura. Li vedo piuttosto massicci, pesanti, sì, sono massicci e anche molto consumati, perché non serve soltanto per mantenere la posizione più ferma, ma anche perché va a ovviare a sfregamenti ed attriti. Questo abbiamo visto l'aria compressa, no? Che è una delle discipline, Maurizio. Quali sono un po', ci fai una panoramica un po' delle armi, oltre all'aria compressa, cosa abbiamo? O Maurizio Sì, le armi, specialità olimpiche sono queste, dopo sono in calibro 22, sono in vari calibri. Però ci sono non specialità olimpiche, però fanno parte della famiglia dell'Unione Italiana Tirasegno della nostra federazione, che sono quelle preistoriche, diciamo così, le armi ad avancarica, a pietra focaia con le capsule, dalle armi ad ex ordinanza, dei fucili sniper, e dopo è venuta fuori una nuova disciplina, diciamo, per i vecchiotti, perché amano il tirasegno, ma come me che sparavo di pistola, ma ho dei problemi per artrite a non poter sparare, che sparano, sono dei banchi con di calibro 22 fucili con l'ottica e sparano dentro su. Ma se la passano via, fanno le gare, l'importante è rimanere dentro nella famiglia del tirasegno e far sempre... Qual è il percorso
per avvicinarsi un po' all'aspetto sportivo? Cioè si comincia dall'aria compressa, chi mi risponde? Velocemente poi andiamo a presentare anche gli altri. Sì, si inizia dall'aria compressa perché così si impara il gesto sportivo. Che è ecco, il tiro a segno è considerato uno sport di modesto lavoro muscolare, ciclico, perché è sempre quello, dà una ciclicità. Ecco, invece per i costi, dicevo, queste armi sono a disposizione nei tiri a segno, sì, discorso per l'arco. Ci sono le armi sono in dotazione al tiro, e alle società, però generalmente il tiratore stesso quando si appassiona se la compra. Bisogna avere porti d'armi, cose particolari. Volevo dire un attimo, precisare una cosa, poi ogni arma va, diciamo, ha un assetto strettamente personale, a seconda della tipologia del fisico, quindi la stazza, l'altezza, tutto, e anche della posizione, della postura, vanno messi dei pesi, ci sono dei bilanciamenti, non so se vedete nella carabina, ma questo anche nella pistola, che si lavora molto con l'impugnatura che è personalizzata, cioè le armi sono strettamente molto personalizzate perché devono adattarsi al tiratore. Quindi io andrei bene con una bombarda, con qualcosa di più consistente. Volevo anche dire che sia le armi che il vestiario sono tutti quanti, devono passare a un controllo, quindi ci sono sempre dei limiti sul peso, sulla flessibilità e sulle dimensioni degli attrezzi. Bene, grazie di questa spiegazione. Sorelle, venite qua intanto. Che hai detto? No, il microfono ce l'abbiamo. Grazie, è stata brava, ha spiegato benissimo. Allora, velocemente perché prego ragazzi, perché abbiamo poco tempo. A allora andate lì, fate pari o dispari per chi parla, ma tu non hai microfono, quindi dovete usare il microfono. Alessia, il primo arco, quello giallo, vai a spiegarcelo oppure stai qui, ce lo spieghi? Il primo arco, come il secondo, quello lì rosso, è sempre si tratta di un arco olimpico. Tieni il microfono più vicino magari, Alessia, grazie. Che è composto da Eraser, che è la parte gialla che si può vedere da qui. O la parte rossa di là? Sì, sempre uguale. O verde, se c'è uno verde, anche azzurra. Spieghiamo chi è a casa magari capisce meglio. Dopo è praticamente da stabilizzazione, mirino, dove si può vedere il centro del bersaglio, e i flettenti e la corda normalmente. I flettenti sono le ali. Sì, le ali. Ecco, le frecce invece non ne vedo qua, ma hanno caratteristiche particolari. Ce l'hai tu? Prendi una freccia. Io ce l'ho una. Vai, portala. Prendila. Sono tutte uguali, cambiano a seconda della distanza. Dipende da quanta potenza ha l'arco, perché c'è chi ha corporatura diversa, chi ha più libre e chi meno libre, cioè più duro o più morbido l'arco, dipende anche da che distanze si va a tirare. Ecco qua. Adesso ci spieghi tu invece la freccia, di che materiale è, quanti grammi pesa, quante piumette ha la letta qua? Non c'è più le piumette qua ragazzi, è tutto... A lette si chiamano. Microfono così. Essenzialmente la freccia, il materiale di cui è fatta, dipende anche molto in base alla potenza dell'arco. Abbiamo magari una freccia in alluminio per un arco che ha meno potenza, magari una freccia in carbonio, quale serve più velocità nell'uscita, e quindi abbiamo una freccia un po' più leggera che è appunto in carbonio. E poi... come dicevano nel caso del tiro a segno, l'arco è un oggetto molto personalizzato, anche le frecce. Ma è vero che sono campioni che se le fanno fare apposta, ragazzi, rispondete voi, avete microfonati, Lucio. No, me lo ricordo però che negli italiani c'era la freccia speciale. Il costruttore no, perché vengono prodotte in serie. Però ci sono delle frecce che sono talmente precise che come costi e come si dice rettilineità, precisione, sono praticamente perfette. Ecco, visto che non abbiamo il compound, ma molti ce l'hanno come immaginario, insomma quello con le carrucole, invece ci spieghi l'arco nudo, è un po' il primo passo per avvicinarsi all'arco, oppure è meglio secondo te cominciare già? Beh, quando iniziamo a tirare ci fanno i primi tiri ce li fanno fare appunto con l'arco nudo, che è privo di strumenti, ad esempio la stabilizzazione, un mirino, è un arco un po' più, penso, istintivo. Adesso avete cominciato con uno anche il tiro nudo voi, esatto, oppure? Sì, con l'arco nudo. Anche il tipo di tiro è molto diverso rispetto a quello olimpico.
Dà più soddisfazione però l'arco olimpico, mi pare che dipende dai gusti, è soggettivo. Francesco, parla. Se parliamo di arco nudo, il buon Franco Cabrella è campione italiano, per cui potrebbe dire la sua sicuramente a favore dell'arco nudo. Certo. Non abbiamo il microfono fin lassù, però ci fidiamo. Ecco, arriva, abbiamo pochissimo tempo, giusto mi pare, Alessandro? Non abbiamo molto tempo. Quindi tu preferisci l'arco nudo sicuramente? È una scelta personale che uno fa. Se gli piace fare tanti punti, adopera l'arco olimpico. Se gli piace tirare e riuscire a tirare e avere la sensazione di vedere il volo della freccia dove arriva, deve tirare con l'arco nudo. Cioè come gli indiani, insomma? Sì, esattamente. Come se si poi faceva uno da vuole fare ragazzi. ancora più punti, adopera il compound, dove c'è un mirino, c'è una stabilizzazione, c'è una bolla, addirittura che ti dice molto più tecnico, scientifico. È in equilibrio e si fa più punti. Hanno uno sgancio meccanico, quindi c'è una correzione dell'uscita della freccia che è più rettilinea. Dipende uno cosa gli piace, non c'è... E la distanza del bersaglio è diversa? È più vicina? Più vicino? Beh, diciamo che l'arco nudo normalmente tira fino a 50 metri. Con compound arrivi fino ai 70 e ai 90 metri quando c'è il Bene. 90 metri. Bene, facciamo accomodare le Brave, nostre. Andate pure, facciamo un applauso ai nostri due esperte. Dobbiamo chiudere. Ricordiamo Fiorenzo? però tutto Allora, sport in prato. venerdì, sabato, domenica e lunedì, tutto sport in prato, una grande manifestazione. Gli azzurri saranno presenti alla Loggia Mulea, infatti il Depian dice la Loggia Mulea si veste di azzurro, ci saranno le maglie degli atleti veneti, ce ne sono molte maglie azzurre di atleti e specialmente del tiro con l'arco, oltre che di altre specialità, per cui un'opportunità per poter vedere queste maglie azzurre da vicino dei campioni che hanno reso grande Padova e l'Italia nel mondo. Ma c'è la maglia di Mennea? Perché il professor Ponchi ha detto c'ho in macchina... e vi dico che maglia è. Allora, la maglia di Mennea è una maglia eseguita appositamente per una manifestazione fatta a Mosca l'anno scorso, un anno dopo la morte di Mennea, o immediatamente dopo, ed è stata prodotta in 100 pezzi, di cui 80 utilizzati per la gara, 20 sono stati distribuiti alle federazioni. Una di queste la potete vedere domani mattina a Padova. Bene, grazie. Salutiamo Alessandra. i nostri ospiti velocemente, quindi Francesco Ringraziamo. Bartolami. Grazie a voi. Grazie, un applauso a Francesco, a Lucio. Darci le date di questo camp velocemente. Certo, noi iniziamo la prima settimana, il primo turno dal 14, poi per 4 settimane a fila. Ripetitive, quindi uno può farle anche tutte e 4. Volendo, se ha la forza di continuare, volley. tutte possibilità. Parliamo, salutiamo gli amici del tiro a segno, un applauso anche ai nostri due ospiti. Poi salutiamo Luca e Marco dell'arrampicata sportiva. E tutto il pubblico, grazie. Vi aspettiamo. Io ho la camicia azzurra, non vale come la maglia azzurra, no ancora. Però ti stai già dando Quindi da sabato, fare, visto che sarò lì a fare gli onori di casa, mi rivestirò di azzurro. La prossima settimana vi aspettiamo perché abbiamo gli sport della racchetta. E sono tanti perché uno pensa al tennis. Paddle, badminton e tennis tavolo. Paddle, sai cos'è il paddle? Sì, sicuramente sì. Regina dei corsi. Sì, no, ma vado a vedere anch'io perché scopro anch'io delle cose nuove. Allora lo scopriremo insieme. Va bene, grazie. Viva lo sport, viva il CONI, viva tutti voi. Grazie. Ciao.